Pensiero del giorno, venerdì 16 gennaio. Piccoli gesti per un mondo unito. Tutto il nostro comportamento dovrebbe rendere credibile il nostro annuncio del Vangelo. Vivendo con Gesù e come Lui, amiamoci come Lui ci ha amati, senza chiusure né pregiudizi, aperti ad accogliere e ad apprezzare i valori positivi del nostro prossimo, disposti a dare la vita gli uni per gli altri. In questo modo, se tutti i nostri gesti, le nostre parole, i nostri atteggiamenti sono impregnati di amore, saranno come quelli di Gesù. Saremo come Lui, portatori di gioia e di speranza, di concordia e di pace, cioè di quel mondo riconciliato con Dio che tutta la creazione attende. Chiara Lubick, brani dal commento alla parola di vita di gennaio 1997. Parola di vita. Gennaio 2026. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Lettera ai cristiani di Efeso, capitolo 4, versetto 4. Chiara Lubick, brani dal commento alla parola di vita del marzo 1985.